a tutti, domani il Consiglio regionale discuterà il disegno di legge sulle misure volte all'eradicazione della nutria. Questo disegno di legge contiene la previsione che per 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, su tutto il territorio regionale, il corpo forestale, i cacciatori, le guardie venatorie volontarie e altri soggetti muniti di licenza venatoria potranno aiutare a risolvere il problema utilizzando le armi da sparo, utilizzando le gabbiette per l'intrappolamento e la successiva soppressione. Quello che noi contestiamo a questo disegno di legge è che non viene trattato il tema come previsto dal regolamento europeo 1143 del 2014, ovvero che si valuti il problema sotto tutti i suoi aspetti e quindi si tenga conto sia della parte ambientale che della parte sanitaria, che della parte legata all'agricoltura, e quindi al tavolo con noi in commissione dovevano essere seduti anche gli altri assessori competenti nelle materie che va a toccare questo problema. È vero, noi l'abbiamo sempre detto dall'inizio, la nutria è un problema, sta portando a diversi problemi in tutte le regioni d'Italia dove è presente, ma riteniamo che questo non sia assolutamente il modo corretto per gestire questo tema. Abbiamo presentato degli emendamenti che vanno proprio nell'ottica di recepire il regolamento europeo e quindi lo stesso piano dovrà essere redatto in maniera di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, e quindi siamo proprio curiosi di vedere cosa ci diranno domani davanti ai nostri emendamenti. Aspettiamo e poi vi faremo sapere come va.